E per la nostra rubrica Mia e di Francesca, ricette semplici per momenti speciali, panini morbidi. Io ho fatto la versione con farina normale, Francesca ha fatto la versione con farina integrale. Ma non sono morbidi, di più. Questi qua potete fare riempirli con hamburger, salame, quello che preferite. Noi li andiamo a preparare insieme. Andiamo. Per la versione di Francesca passate sul suo profilo, vi lascio il tag in descrizione. Acqua a temperatura ambiente, zucchero, lievito di birra e facciamo sciogliere il tutto così. Aggiungo l'olio di oliva, va bene così. Aggiungo la farina, io ho messo sia farina 0 che farina 00. E in ultimo aggiungo il sale. Poi arrivato ad un certo punto iniziamo ad impastare con le mani. Aggiungo il sale. E 1,5 va bene. Eccolo pronto, è bello morbido morbido. Lo lavoriamo un po', 4-5 minuti sul piano qua. Io lo rimetto qua, copro con pellicola e faccio raddoppiare. Dopo 3 ore è raddoppiato. Non è che deve, vedete la ciotola grande, deve riempire la ciotola, no, deve raddoppiare. Adesso ci formiamo i nostri panini. Io li faccio da 100 grammi, ma voi potete fare più piccoli, più grandi, come preferite. Eccoli qua. Io ho preparato una teglia con carta da forno e li lasciamo lievitare un altro po'. Vedete, è un impasto che non appiccica. Io ho messo un po' di farina. No. Eccoli qua, questi qua io li copro e li lascio lievitare di nuovo. È passata un'oretta, ho acceso il forno a 200 gradi e inforniamo. 15-20 minuti in forno e sono pronti.